Parlava di prodotti, le immagini mentre lei parlava scorrevano, non ha ben specificato quali perché il mondo dell'occhialeria è molto vasto, ci sono tanti accessori, ci può spiegare nello specifico che cosa producete? Lo abbiamo anche qua sul tavolo, lo possiamo anche far vedere. Certo, oggi il core business dell'azienda è una produzione di astucci per occhiali dedita al servizio dei grandi marchi, e quindi il nostro lavoro costante è quello di interpretare la moda, le tendenze marchio per marchio e di produrre oggetti innovativi che possano essere effettivamente di gradevole impatto sul mercato. Ricorderei a questo punto un prodotto importante che ci ha dato un grande successo, un astuccio in plastica che all'interno degli anni 90 ha dato proprio una svolta all'azienda e ci ha permesso di entrare in competizione con il mercato un po', secondo me, un po' antico di questo oggetto, di questo prodotto, che è questo che oggi ho portato. L'ho preso in mano, assolutamente, mi sono permesso. assolutamente. Questo astuccio in plastica, immagino poi che venga stampigliata, può essere stampigliato ovviamente, i vari produttori e ha una di occhiali. chiusura variabile in maniera tale che si possa aprire, e ha una cremagliera di chiusura, un'idea che mi è venuta proprio nel settore dello scarpone invernale. Quindi lo scarpone invernale ha queste chiusure, questi ganci particolari, l'ho applicato su un astuccio e è nato un prodotto effettivamente quindi è basato interessante. anche come idea di design sullo scarpone sì, diciamo, ed è brevettato, immagino. Ed è brevettato da tanti anni, esattamente. Da molti anni.